Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 26esima giornata di Serie B-Win a Portogruaro. Bepi Pillon si gioca la panchina dopo 4 sconfitte consecutive. Il suo Livorno non può più permettersi passi falsi. Fuori Tavano, nei toscani giocano Dionisi e Daniele Vicius. In avanti anche i veneti hanno bisogno di punti per risalire in classifica. Agostinelli opera una mezza rivoluzione. Cunico parte dalla panchina, ritorna Tarana in mezzo al campo, in avanti c'è Scarpa con Altinier, dirige il contro il signor Gaglione di Alessandria, che è inizio per il Porto. Scarpa tira di sinistro, il pallone si perde sul fondo. Ancora Porto in avanti, il cross per la testa di Madaschi e per poco sfiora il bersaglio grosso. Il difensore del Portogruaro ancora di testa, ci prova, il pallone ancora fuori, poi Altinier si lamenta con Gaglioni. Attenzione a questa azione del Portogruaro, la palla è un flipper, sbatte anche sull'arbitro e poi libera la difesa del Livorno. Davvero un brutto inizio per gli uomini di Pillon, che ci provano al 14esimo con Daniele Vicius. Il portiere del Portogruaro Rossi ci mette una pezza. In avanti il Livorno, un bel tiro di Dionisi, pallone sopra la traversa. È sempre il Porto a fare la partita. Tarana con il sinistro, pallone ancora sul fondo e poi calcio piazzato battuto da Cibocchi al 36esimo. Nulla di fatto per il Portogruaro. Ci prova allora il Livorno. Barusso sulla destra, il tiro, il pallone sull'esterno della rete, si lamentano i compagni. Barusso che risponde: non potevo fare altro. Poi ancora in avanti il Portogruaro con questa azione di Tarana e poi De Lucia che ci mette una pezza. Ripresa, sembra più pimpante il Livorno, un'uscita maldestra di Rossi, poi il portiere del Portogruaro fa buona guardia su questa conclusione di D'Alessandro. Va via sulla sinistra Cibocchi, la sponda di Madaschi, la palla resta lì, arriva Cristante, 1-0 per il Portogruaro. Il gol del difensore Cristante, che dormita per la difesa del Livorno. Cristante passa in mezzo a due uomini e fa 1-0, primo centro in questa stagione per l'esperto difensore del Portogruaro. Ancora in avanti i veneti, il tiro cross di Cibocchi, non c'è nessuno nell'area piccola, si arrabbia con i suoi. Bepi Pillon che dormita ancora per la difesa del Livorno. Tarana in mezzo all'area di rigore per Scarpa e per Gaglione calcio di punizione battuta da Iori, il pallone sopra l'incrocio dei pali. Livorno ad un passo dal pareggio. La palla ancora nell'area piccola, il tiro di Dionisi, pallone che non c'entra la porta e allora il Porto ne approfitta. La palla sulla testa di Altinier che fa 2-0. L'assist di Scozzarella, ottavo centro in questo campionato per l'attaccante del Portogruaro. Il Porto che ottiene un'ottima vittoria, 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. Invece arriva la quinta sconfitta consecutiva per il Livorno di Bepi Pillon, fuori ora dalla zona playoff, e il tecnico che ora rischia l'esonero.